Qualche americano sicuramente sì, magari produzioni indipendenti, magari non provenienti dai grandi studios, che sono un po' più reticenti, un po' più attenti ai problemi di sicurezza, anche perché mandare in giro una star e sottoporla a qualche rischio può... Comunque i big ci saranno, anche italiani per esempio. Ma certo, ma non soltanto italiani, continuerà a essere una mostra internazionale con film che vengono da tutto il mondo come ogni anno. Nella nostra intervista esclusiva, il direttore della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, delinea i primi punti fermi del nuovo Festival del Cinema che si terrà a Lido dal 2 al 12 settembre. E il red carpet ci sarà? Ci sono moltissimi film perché molti sono rimasti bloccati non potendo uscire e poi le post-produzioni sono riprese, quindi molti film che erano stati girati ma non completati vengono completati esattamente in questo periodo e quindi credo riusciremo a vedere molti di quelli entro la fine del mese di luglio quando annunceremo il nostro programma. L'attesa, e non solo a Lido, è già molto alta. Tutti aspettano la mostra come il momento della riapertura, del rilancio della stagione cinematografica e del cinema mondiale e c'è una grande attenzione, una grande voglia di partecipare, quindi probabilmente diventerà un appuntamento davvero in qualche misura storico, insomma, il primo festival del dopo pandemia. Il lavoro della mostra di Barbera e dei suoi collaboratori non si è mai fermato. La tecnologia mi ha consentito di continuare a visionare film, a rimanere in contatto con le produzioni e gli autori di tutto il mondo, cosa che non sarebbe stato possibile anche soltanto qualche anno fa, quando la tecnologia non era ancora così sviluppata.